A sogliera di tutti i suoi cameli. La sogliera è una serpa velenosa, che donna zanna non ci può medicina. Quando un eschetto quanto è generosa, quanto promesse fa sera e mattina, quanto bontà mostra la rugnosa, e poi di colpo sta gramma la spina, appena che lo venne sposato, ci riesce a fare un gran stabeverato. Poi non vi parlo delle gran tragedie, che urdi e che trama a finire, mettendo lo marito e la moglie da una rovina che non si può dire. E se non avessi stanca dei pensieri la mente mia per lo gran patire, scrivissi in altre parole per dire quanto è infame e senza cuore. A me mi pare peggio di un'altra che si mangia le sue atticeggi. Prima li partorisci, poi l'allatta, e quando sono giunti i rossoneggi, per quanto è lì che muore e scatta, ammoccandosi di sono i careggi. Per quanto è disumana e scellerata, la morte ci vorrea, da una nottata. O morte orfa, ma con una verite, pigliatevi a quelle che ci aspettate. Se sto gran favore mi facete, di sta rovina ardente mi levate. O morte bella si vi la pigliate, morte beggiuna si va caricate, morte eccellente scrive sempre canto, a basta che va portato Camposanto. Se sto fatto vero s'avverasse, contento come a mia, non ci fosse. Hai un videggio e a colpo lo scannasse. Subito una gran festa facessi, a tutti gli amici me la metasse, l'occhio ricco di tutti mi sentisse, e se sto fatto s'avverasse tutto, sì d'amore o me ne metto tutto. Dopo 10 anni venne una chiamata, che l'ospitali e chi stava morendo. Ah, contento io fui una giornata che parlava solo e ghiaschrenno. Oh cara morte, ti ringrazio tanto, e te ne sogni assai riconoscenti che ti portaste a vero Camposanto a sta mesoggirazza puzzolente. La morte, per sta donna viperina, ci vuole a più giorno che domani. Dalla mia casa c'era una rovina, eravamo sempre come atti e cani. Ma ora, che bella e orricata, senza speranza di risuscitare, perché fu messa sotto una balata che manco diavolo ce la può levare. Ah, mi pare che respiro un travesciore, tutto il mondo appare differente e ha ricevuto telegramma d'auguri dicendo Turiggio che siamo contenti. Ora, o videggio, o puoi scannare e ne facciamo sta grande manciata che per 10 anni abbiamo stato a aspettare. Mommosse e ci appizzai mangiata. E allora ognuno nostro anno dimenticato che la via sempre avanti e giudicato foggia della gente che per mia fu un'ale ben importante, attacco la scopetta da figara. La metto appunto con la giusta mira e un lasso lungo che derincia spara. Approfittando poi di una sera, mentre che c'era un sacco di gente, già si parte per cogliere le pira. Io tiro l'alzo, pum, e botta si sente, e subito chianti le luci e l'ira. Io subito accoglio l'alzo, ammuccia scopetta e esce fuori dicendo, Cofu, che succede io? Ammazzavo una vestiggia e ora come faccio senza riccia? Poi apputtammo di questo ospedale, la stenichiato sopra la balata e il dottore disse, è vero male, non c'è bisogno che è ricoverata, o meglio consiglio che vediamo, buttatevela subito e in correndo. Ci sappiamo che la lasciamo, dato che il momento sta morendo. Allora io a colpo lo capio e con l'occhio mi disse, l'ammazzasti, io non posso fare niente, pensa a Dio, assassino, come la storiasti. Dopo parlai con Scibiglia rappuntato, ci detti 700.000 di vecchi liri, puntabuto di cemento armato, perché ci disse, non si può mai sapere. Dopo 3 giorni vai al cimitero, così, per curiosità, e vi giuro che fu un fatto vero, mentre attentava a desidere, aiuto, boom, aiuto, boom, boom. Ma che fu fatto apposta sto tabuto? Boom, boom, boom. Ma che lo feci tutto ingenerato? Boom, 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 boom. Io disse, se era di legno, a st'ora avessi sciuto. Di come muovo, arresto piantonato. E passo la notte dentro Palommaro, a stoppannomi lastimi e lamentere. E all'indomani, vitti che arrivarono, un maresciallo e 3 carabinieri. E lo sapete dove mi buttarono? O manicomio, e senza interrogato. Di omicidio, manco ne parlaro. Mi dichiararono foggi e pensionato. E sta soggera tinta e sto poeta al reverso vanno a braccetto per l'universo.